Grazie al Comune di Villanova Forru e al Sindaco Maurizio Ornis per aver ospitato questa proiezione, che è la prima regionale assoluta per Chemical Bros. È un documentario realizzato da Massimiliano Mazzotta, che probabilmente molti di voi conosceranno perché è il direttore artistico di Life After Oil, il festival che si svolge da qualche anno qua a Villanova Forru e che quest'anno si svolgerà dal 20 al 24 settembre. È un docufilm realizzato con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission e Medicina Democratica. È un lavoro interessante da molteplici punti di vista e tra l'altro è già stato premiato anche a Torino al festival dedicato all'ambiente legato al cinema. È interessante perché riguarda la nostra terra, perché si parla della fluorite. Fin da quando veniva estratta dalle miniere di Silius, e quindi la vita dei minatori con riprese esclusive fatte mentre erano ancora attive le miniere. E però poi l'indagine si allarga perché c'è poi tutto il comparto industriale, la Fluorsid, come questa multinazionale si dirama, e quindi un discorso che riguarda la Sardegna, ma poi vedrete ci porterà anche nel Derbyshire, in Inghilterra, in Veneto, e soprattutto un lavoro corale che si apre a vedere i punti di vista di tutti i protagonisti, quindi chi ci lavora, ma anche chi in qualche modo subisce quelle che sono le conseguenze, le ricadute ambientali di questi stabilimenti, di queste scorie che hanno delle conseguenze tossiche, come vedremo, perché se è vero che ci viene raccontato sempre che il progresso e le industrie giustamente sono fondamentali, però bisogna vedere anche qual è il prezzo che si paga a livello di comunità. Quindi questo è il valore aggiunto del documentario, nel senso che tratta di una tematica che ci riguarda tutti e ci riguarda ancora di più adesso, in cui il clima finalmente sembra che stia entrando nella scala delle priorità anche della politica. E in secondo luogo per la qualità registica assicurata da Massimiliano Mazzotta, che già in passato con noi o con altri lavori premiati ha dimostrato di saper usare veramente con grande padronanza il mezzo filmico, e quindi, come vedrete, con un grande lavoro di montaggio, facendo parlare le persone, le opinioni, facendo costruire un'opinione anche nel pubblico senza volerla imporre. Questo è importante, nel senso, come diciamo dovrebbero fare le opere d'arte. Non è un film che cerca, un documentario che cerca di imporre o di sostenere delle tesi in modo ferreo, ma è un film che apre tanti punti di domanda, fa suscitare tante riflessioni e ci fa vedere un po' anche il mondo che ci circonda con occhi diversi. Quindi a seguire dalla visione, se avrete piacere, insomma, potrete fare anche voi le vostre riflessioni e partecipare a un dibattito successivo. Adesso, prima della visione, vorrei dare la parola al sindaco Maurizio Ornis. Beh, io naturalmente sono molto contento di vedere la piazza piena. Sono molto contento di vedere in piazza tanta gente del paese, perché significa che gli abitanti di Villanova Forru trovano interesse in questa cosa. Tanta gente che conosco, tanti ambientalisti, tante persone con cui abbiamo fatto molte lotte in questi anni, e anche tanta gente che non conosco e persone che evidentemente si interessano a questo tema che, come diceva Luca poco fa, è diventato fondamentale. Non c'è nessun dubbio che le questioni legate al paesaggio, all'ambiente e all'energia siano la questione centrale dei prossimi decenni. Su questo ormai anche i più renitenti si stanno convincendo. E io ho voluto fortemente che questo documentario venisse proiettato per la prima volta in Sardegna qua, perché questa è un'amministrazione che sulle questioni ambientali legate all'inquinamento e all'energia ha lavorato molto e continuerà a lavorare. Mercoledì, fra 3 giorni, ci sarà ad Arborea un'assemblea di ANCI Sardegna, l'assemblea dei sindaci, finalmente dedicata al tema dell'energia,
Sono anni che si doveva fare questa assemblea, finalmente la si fa un po' in ritardo, ma si fa, e significa questo che anche tra gli enti locali, tra gli amministratori locali, il tema finalmente sta passando. Non c'è stata, non c'è una gran corsa a proiettare questo documentario in giro per la Sardegna, perché è di sicuro un documentario scomodo, e tutti quanti, o moltissimi, insomma, molti di noi hanno comunque qualche interesse da proteggere, qualche amico da non scontentare, qualche difficoltà a dire le cose più difficili da dire e quindi da sentire, però bisogna farlo e noi qui stasera lo stiamo facendo. Io vi auguro veramente buona visione e soprattutto buona riflessione. Non so se dopo ci sarà un dibattito, ma credo che ognuno di noi alla fine il dibattito lo farà, se non insieme al pubblico, adesso il pubblico lo farà dentro di sé, perché la difesa dei cosiddetti beni comuni, questa espressione che oggi è sulla bocca di un sacco di gente, non è solo obbligatoria, non è solo necessaria, ma deve essere fatta di tanti atti concreti che poi ognuno di noi deve praticare a casa propria e se possibile collettivamente, perché se non ci difendiamo tutti insieme, se non ci difendiamo noi stessi, non ci difende nessuno. Divertitevi. Allora parla di bene. Ecco qua. Davano 4.000 lire il sabato, chi andava il sabato, solo nel momento che scendevi nel pozzo. E poi se riuscivi a fare ti davano anche due giornate se riuscivi. Più sfruttamento di così non poteva essere. Le ho detto, guai a te se mi parli di video, perché i video non possono esistere. Guai a chi faccia video filmati all'interno della fabbrica, perché questo è un reato. A processing mine. This is processing mill. It's what they call Cavendish Mill, Floorside Cavendish Mill, floor spa. 16 maggio 2017 la Sardegna si sveglia con una notizia: la Fluorsid, la società del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, è travolta da uno scandalo ambientale. Pare che la regione e anche l'istituto zooprofilattico molto spesso hanno girato la faccia dall'altra parte, non so se mi capisce. E io non gli devo dire niente, non è che, non sta di sicuro ascoltando quelle che sono le problematiche che ha causato lui direttamente o indirettamente alla mia azienda. Lui chi? Lui Giulini, stiamo parlando di Giulini, cioè la Fluorsid è la sua, non è la mia. Che pensi al suo Cagliari? Mi è venuta la curiosità di verificare il contenuto di fluoro nella birra Ichnusa. La prima sostanza perfluoroalchilica nasce all'interno del progetto Manhattan, il progetto appunto per la costruzione della bomba atomica in America. Ed è una sostanza che fu utilizzata per i rivestimenti delle centrifughe che dovevano produrre appunto l'uranio arricchito per l'alimentazione della bomba. In questo fiume vengono immessi le acque reflue di 5 depuratori della zona più industrializzata del Vicentino. C'è un tracciante, questo acido fluoridrico lo ritroviamo come tracciante di persone che sono modeste, povere e che subiscono, magari non sapendo che quello che c'è dietro è molto peggiore dell'acido fluoridrico. Perché se questi ci piazziamo là un mese davanti a queste aziende, mi mettono in prigione. Madonna se ci vado in prigione. L'ho sempre detto a tutti, ma non hai paura di andare in prigione? No. Dicevo, ma i carabinieri dove sono? Perché non mi portano in prigione? Perché se vado in prigione io, vanno in prigione anche quei figli di puttana lì, vero? Voglio vedere una volta che sono dentro in prigione e in cella insieme, per favore, insieme. Perché dobbiamo parlare giorni e giorni io e quelle persone lì.
La forma está acá, las venas, las arterias, no pasan peix, la sangre, no pasan lágrimas. Voy a batir del cor, mastic come un soldato. Massimiliano Mazzotta. Grazie. Massimiliano, vuoi dirci qualcosa? Intanto ringraziare la troupe che in parte è qui, quasi tutti i musicisti, Claudia Crabuzza, Alessandro Carta, Francesca Buffoni, Federico Leonardi e magari mi dimentico qualcuno che mi hanno dato una mano a fare il film, Fondazione Sardegna Film Commission, Medicina Democratica, ma forse io chiederei se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare qualche domanda prima di parlare noi, diciamo. Alzate la mano e vi porteremo il microfono. Vedi qualcuno? No, io da qui non... Sì, c'è una persona lì. Grazie, sono qui. Ah, eccoci. Buonasera. Buonasera. Io vorrei sapere una curiosità riguardo il reperimento, diciamo, del materiale delle interviste, perché comunque penso che tutte le persone che hanno contribuito, che hanno avuto, tra virgolette, il coraggio di parlare e di denunciare questa situazione abbiano dovuto avere un coraggio abbastanza importante. Volevo chiedere quanto è stato difficile trovare qualcuno disponibile a esporsi in questo modo per un film di questo tipo. Ma se parliamo di Assemini, le prime interviste che ho fatto erano nessuno voleva parlare, ho fatto più intercettazioni, più telefonate registrate che filmate all'inizio, poi dopo è stato diverso, da quando poi sono stato anche a Silius, e ringrazio anche Antonio Agus che è qui, Marisa Dallai che è qui, minatore che oltre a fare il minatore all'epoca ha deciso a un certo punto di comprarsi una telecamera e girare lui e farci vedere un giorno da minatore. Grazie Antonio. E quindi sì, no, all'inizio non avevo inquadrature, avevo telefonate. È stato difficile all'inizio, però poi dopo pian piano, stando sul campo, ci siamo riusciti. Diciamo, sono iniziato nel 2019 e siamo nel 2022, per cui sono 3 anni di lavoro. Prego. Qual è stata la molla che ha fatto partire tutto, che ti ha fatto convincere? Ma io ho iniziato il film pensato su Fluorsid inizialmente, nel senso che ho fatto qualche giro sulla laguna, come avete visto. Quello che avete visto filmato è oggi, cioè tutto quella immondizia, scarichi, gente che butta, giornaliero. Noi siamo stati anche con la troupe, con gente che arrivava con i frigoriferi, addirittura. Famiglie intere, mamma, papà e figlio, con il padre che brutta il frigo. Che cosa gli sta insegnando a tuo figlio? Io parlo la laguna, proprio la laguna di Sant'Agila, il perimetro della laguna, per uno che, se non l'avete mai fatto, basta andare oggi, scaricano di tutto lì, oltre al fatto che è iniziato con Fluorsid. Poi dopo la questione, diciamo, che è venuta fuori, il fatto che sia in Inghilterra, no, perché il minerale qui è fermo, perché manca il passaggio della laveria, perché sappiamo che il minerale deve essere arricchito, quindi manca la laveria, quella che era la laveria di Assemini, per poi diventare chimica, e basta. Quindi è iniziato come Fluorsid, poi si è esteso anche grazie a Medicina Democratica al Veneto, visto che il protagonista è sempre l'acido fluoridrico, ed è in tutte le cose che noi abbiamo, come abbiamo visto quello spot che avete visto, giusto 2 parole rispetto a uno spot pensato da Fluorsid durante il Covid, perché ci dice: pensate che le nostre macchine ora ferme in garage. Quindi è anche pensato quello spot da far vedere a chi?
che lo sappiamo che la chimica, io sono figlio della petrolchimica, nato nel 1972, quando tutti questi impianti sono partiti, e quindi ci sono alcune, come dire, dinamiche che si conoscono per chi vive a fianco a quegli impianti. Non so se c'è la sindaca, ex sindaca di Assemini presente, perché diciamo tra i politici intervistati è l'unica, perché io dico sempre che quando vai a intervistarli di persona e lo fai ufficialmente non dicono mai niente di particolare ai politici. Questo è quello che dico io, che insegno anche quando faccio, diciamo, dei corsi ai ragazzi. Poi se parlando al bar magari ti dicono delle cose che non ti hanno detto con la telecamera accesa, e quindi è un lavoro, diciamo, difficile, perché devi fare ricerca per tanto tempo, oltre prima di prendere poi una telecamera e andare sul posto. C'è qualcun altro che ha delle domande? Ho alzato la mano al centro. Vorrei sapere se per questo tuo lavoro hai subito intimidazioni o minacce. Me l'avevano chiesto anche a Torino, per il momento no. Almeno questa è la prima, abbiamo solo la seconda proiezione, per cui al momento non ti so dire, però no, nel senso no. C'era qua il signor Agus. Andiamo ad andare lì. Vieni pure qui, Antonio Agus, minatore, operatore, direttore alla foto. Vieni. Benvenuto. Grazie. Funziona questa cosa? No, io parlo un po' la morisca. A me è incuriosito la prima domanda che è stata fatta, cioè le difficoltà che potresti avere il contratto a ricevere queste interviste, eccetera. E io dico, da minatore dopo aver visto magari conosciuto 18 persone che ci hanno lasciato la vita dentro delle miniere, dopo aver visto delle persone che hanno avuto dei brutti incidenti, e poi quindi dopo aver visto poi quello che resta nelle famiglie in seguito delle malattie, eccetera, come fai a starti zitto e a dire non dire, devi farlo, cioè è ora di finirla, cioè l'ultima frase dice che con la questione che il Cagliari eccetera ci fa divertire la domenica, è ora di finirla, cioè non è che noi ci devono comprare con le caramelle, cioè la salute è la ricchezza maggiore che noi possiamo avere, la salute è la dignità, ecco cosa deve portare uno a non nascondersi. Io vedo da sardo un'altra cosa che mi dà fastidio, adesso io sto accompagnando, cioè già lo sapevo da molto, accompagno mia moglie a fare della fisioterapia qui vicino a Cagliari, ogni mattina, e questo avviene da 40 anni, da Scalaplano partono 2 camion di caulino che lo portano su in continente per fare delle mattonelle, tutte queste cose qui, e poi riarrivano qui a casa nostra fatte a mattonelle, le dobbiamo comprare, e noi non siamo capaci, noi siamo solo capaci di lasciarci lì, di prenderci le polveri eccetera, e non siamo capaci di realizzare qualche cosa. Ecco cosa che ci deve, la dignità, cioè siamo in casa nostra e non devi venire qui a colonizzarci. Ci state colonizzando con le coste, ci state colonizzando con la chimica, ma ci siamo dimenticati cosa è successo a Ottana adesso non c'è niente, a Isili non c'è niente, ecco, a noi c'hanno i regali, cioè ci promettono dei lavori, ma noi siamo solo dei manovali, cioè non è che ce la programmiamo noi la vita, vengono qui e ci programmano cose e poi magari non abbiamo manco più l'ospedale per codarci perché ci stanno chiudendo tutto. Grazie Antonio, grazie. C'era qualcun altro dal pubblico che voleva intervenire? L'inquinamento adesso continua perché
fra non molto avremo l'inquinamento energetico solare ed eolico, e noi siamo qui ancora a guardare. Film come questi ci svegliano un po' e speriamo svegliano i nostri amministratori, che sono quelli che sono chiamati a tutelarci e che spesso dormono sogni tranquilli. Tutto qua. Sì. Per riprendere quello che diceva il signore, io ho fatto richiesta ad ARPAS con 10 domande specifiche e 5 al presidente Solinas, che non hanno mai risposto, giusto per rispondere a quello che stava dicendo lei adesso. Grazie. Il signore qua. Buonasera a tutti. Ciao. Io sono un ex amministratore comunale di Assemini, avete visto la sindaca, io ero all'opposizione e più di una volta ho sollevato il problema Fluorsid in consiglio comunale, soprattutto ho chiesto lumi sui 22 milioni di euro che la Fluorsid si è impegnata a investire per risanare i siti inquinati, perché dall'inchiesta della Procura di Cagliari è saltato fuori che addirittura venivano acquistati dei terreni dove venivano scavate delle buche e interrati dei rifiuti pericolosi. Avendo patteggiato la Fluorsid, praticamente ha ammesso che tutto questo è accaduto, si è risolto in una condanna lieve per gli indagati e con questo patteggiamento la società si è anche assunta l'onere di intervenire con questi 22 milioni per risanare i siti inquinati. Ecco, la signora sindaca che avete visto prima, io ho chiesto più volte se l'amministrazione comunale di Assemini avesse intrapreso delle iniziative per conoscere i progetti, i lavori in corso, lo stato dell'arte, a che punto era questa attività di bonifica. Chiaramente non mi è stata mai data risposta. Ma quello che mi ha colpito di più, è la prima volta che vedo l'intervista della signora Licheri, è che dichiara: sì, vabbè, io lo so che sono la responsabile della salute dei cittadini, del benessere e quant'altro, però non ci posso fare niente. Sì, ho anche chiesto, ma non mi danno risposte. Ecco, l'amministratore, io lo faccio da tanti anni, un amministratore che ha la responsabilità, che si assume la responsabilità di difendere il proprio territorio, i propri cittadini, secondo me, a mio parere chiaramente, non può affermare una cosa del genere. Perché se io mi assumo questa responsabilità, sono pronto a dare la vita per andare in fondo, per capire che cosa sta succedendo nel mio territorio. E se ho dei dubbi, devo fare tutto ciò che è possibile, che la legge mi permette di fare, per venire a conoscenza dello stato delle cose. E guardate, Macchiareddu non è solo Fluorsid, ci sarebbe da scrivere un romanzo sull'ENI, la Sanac, ci sarebbe da raccontare una storia infinita, ma bisognerebbe tornare indietro anche al Sant'Agilla, quando lo Stagno negli anni 80, nell'84, ha subito quell'intervento di bonifica che ha rimodellato una delle lagune più ricche e più belle d'Europa, completando uno scempio. E oggi, qualcuno l'ha detto prima, se avete notato dalle riprese aeree fatte con i droni, all'orizzonte della Fluorsid e degli altri impianti industriali di Macchiareddu avete visto dei mari di pannelli fotovoltaici, eolico. La nuova conquista di Macchiareddu, perché Macchiareddu, essendo un'area industriale talvolta dismessa, è diventata terra di conquista delle multinazionali che ci stanno impiantando i parchi fotovoltaici e quelli eolici, e quello sarà la prossima sfida che dovremo affrontare. Addirittura Eni ha fatto un parco di 70 megawatt e hanno detto che, anche questo sollevato in Consiglio Comunale ad Assemini, hanno detto che è stato fatto per alimentare le saline, che le saline hanno bisogno di 50 megawatt per funzionare.
perdonatemi il francesismo, megoglioni. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ecco, quello che voglio dire in sintesi, chi si assume l'onere di amministrare un qualsiasi comune, la nostra comunità, deve mettersi in testa che è una grande responsabilità che si sta prendendo, lo deve fare seriamente e soprattutto deve andare in fondo alle questioni. Queste sono questioni molto delicate, difficili, complesse, perché non è semplice affrontare una questione di questo tipo, irte anche di difficoltà e di cose incomprensibili. Ecco, bisogna essere cauti, chiaramente, però mettere al primo piano la difesa della salute dei propri cittadini e la salvaguardia del proprio territorio. E noi sardi abbiamo una doppia responsabilità in questo senso, perché dobbiamo amare la nostra terra più di ogni altra cosa, e quando ci assumiamo queste responsabilità dobbiamo mettere in campo tutte le energie a nostra disposizione per farlo. Grazie. Grazie. La ex sindaca è presente e vuole rispondere? Ah, ok. Sì, Ciao, sorpresa. ciao, buonasera. Vieni pure. Scusate, a me dispiace che l'ex consigliere Garau abbia approfittato di questa piazza per parlare male di me. No, non ho parlato assolutamente. Va bene, ricordo anche, non voglio ridurre tutto ad una bega politica locale, ma il consigliere è stato anche consigliere di maggioranza e non leggiamo tante le belle cose che avrebbe potuto fare e che non ha fatto. Allora, io innanzitutto ti ringrazio perché insomma tu conosci l'emozione che ho provato quando tu mi hai chiamato per rispondere alle tue domande e non era facile, perché comunque il sindaco del comune di Assemini, area di Macchiareddu, presenza di aziende così importanti che raccontano una storia altrettanto importante, quindi come sindaco era difficile, no, dosare da una parte i problemi ambientali che ovviamente ci sono e che nascono insomma da tanti anni e poi l'importanza del lavoro, che comunque tanti lavoratori che lavorano in queste grosse aziende insistono a difendere con tutte le forze, quindi è sempre difficile ascoltare entrambe le voci, comprenderle e trovare soluzioni. Come sindaco sottolineava il signor Garau, io ho detto è vero, il sindaco ha tante responsabilità, me le sono sentite tutte sulle spalle, ve le assicuro, ma è anche vero che non siamo dotati degli strumenti necessari per combatterle e le responsabilità comunque rimangono in capo a noi, quindi succede qualcosa, il responsabile, il sindaco, magari lo ha segnalato, perché io ho insomma la documentazione carta canta, 2 lettere che ho mandato al presidente Solinas e il presidente del signor Garau, dal quale non ho avuto nessuna risposta, e anche l'assessore regionale, sempre amico del consigliere Garau, anziché venire ad Assemini e fare una visita agli agriturismo, magari sarebbe dovuto andare a parlare con i pastori. Però, insomma, io possibilità in questo senso non ne ho avuto, però ecco, sì, avete ragione, però cioè per 5 minuti si è parlato assolutamente no, e non era assolutamente questa la sede per io sono farlo. Contentissimo che però lei ecco, volevo sottolineare anche e difendere i sindaci che comunque si trovano in queste difficoltà con tutte le responsabilità del caso. Grazie. Scusate, non volevo portare le beghe asseminesi qua. Grazie mille. C'era anche lei, sì. Allora, volevo fare 2 domande, cioè una è una domanda e una considerazione. La domanda riguarda la voce che si sente nel documentario che fa delle minacce riguardo il materiale fotografico. Chi è quella voce? Il videoclip che avete visto, perché per noi è un videoclip, sono le intercettazioni telefoniche. Una parte sono intercettazioni, una parte sono registrazioni. Quindi quei 4 minuti che avete visto, c'è un lavoro di 1 mese di leggere tutte le intercettazioni. Un altro diciamo che ascolta
tutto quello che viene detto è registrato, e poi un pazzo che mette tutto assieme. È il ruolo di Perché quella persona che... È Michele Lavanga, che era il direttore del Flursid. Ok. È quello che, se vuoi sapere, era quello. Dentro l'intercettazione è lui che lo dice. E poi niente, mi veniva una riflessione sul fatto che tu da Bari, Da Lecce? da Lecce scusa, Figurati. sei arrivato qui in Sardegna, non so come, e stai parlando di questa cosa tu. Stavamo dicendo dei sardi che dovremmo avere a cuore, e tu stai portando un po' il focus su questa questione. Ma io sono in Sardegna dal 2007, non è, diciamo, ci sono arrivato, è una domanda che mi hanno fatto anche per OI. È un'occasione per dire qualcosa di te. No, esatto, sì. Più che su di te, il fatto che tu abbia avuto a cuore questa questione e abbia deciso di portarla nel tuo lavoro, mi fa un po' riflettere il fatto che nessuno l'avesse fatto fino ad allora. Nessun sardo. Sì, però chiaro. diciamo anche Vittorio De Seta, che veniva, mica gliel'abbiamo chiesto, è lui che è venuto a girare qui, quindi secondo me, come io sono, seppure vedo Taranto, ci vivo tutti i giorni, non è la stessa cosa, perché se ci vivo tutti i giorni, la vedo tutti i giorni, non ho quell'occhio, come dire, clinico, che anche il fotografo vede una fiamma che brucia, fotografo in generale, e quindi anche quello, se arrivi in un posto che non conosci, lo vedi con un occhio un po' più innocente, più puro, con meno distrazioni anche di tipo politico, diciamo. E quindi inizia dal 2007, non è... No, chiaro, certo. Immagino, però ti ringrazio perché Grazie. alla fine stai facendo una cosa che avremmo dovuto fare noi già un po' di tempo prima. Passo la C'era parola. forse Enzo Cugusi che voleva dire qualcosa. Sì, Massimiliano, insomma ti ringrazio perché questa è un'opera di denuncia, un'opera coraggiosa, no? Però riallacciandomi a quello che diceva la giovane, mi chiedo, qual è l'opinione pubblica che si è creata intorno a questo fatto, no? Posto che, per esempio, alla prima uscita fuori dell'isola di questo documentario, cioè al Festival di Cinema Ambiente di Torino, gli unici 2 giornalisti presenti, nonostante io sono il capo dell'associazione Antonio Gramsci di Torino, abbiamo supportato quest'uscita a Torino, in questo festival, eccetera, nonostante fossimo a 15 metri, credo 20, dalla redazione giornalistica della RAI piemontese. Comunque gli unici 2 giornalisti presenti erano Maurizio Menicucci e Pablo Sole, che credo che sia qui presente. Quindi qual è l'effetto noi siamo in una situazione che appunto arriva un giovane regista dal Salento a denunciare un fatto che è di 60 anni fa, che inizia 70 anni fa. Il Conte Giulini è arrivato 70 anni fa in Sardegna. Prima di Moratti, diciamo, giusto per quelli che dicono che è arrivato, l'ha portato lui. Prima di Moratti. Ecco, ma noi oggi assistiamo, questa è la prima rappresentazione in Sardegna, non c'è un cenno nei due principali quotidiani sardi, insomma, di questo avvenimento. Hanno parlato solo quando c'è stato il premio. Ecco, e basta. No? Tra l'altro il premio è uno a Torino, ma poi ce n'è stato anche uno in un festival in Quello lo diciamo dopo, perché poi arriverà dopo comunque. Il film va in Montenegro, negli Stati Uniti, in India, in Finlandia, quindi siamo contenti anche a un dramma, perché qui si tratta di salute pubblica, a cui i due giornali isolani e la redazione della RAI e gli altri giornali non danno notizia. Questa è la situazione grave. È grave l'inquinamento, ma è grave il silenzio. Noi a Torino, per esempio, a proposito di birra con anima sarda e profitti multinazionali olandesi, noi nella nostra associazione Gramsci, che ha 1500 soci, abbiamo deciso dal primo momento, quando abbiamo visto questo documentario,
di togliere la birra echinousa dal nostro ristorante, dal nostro bar e da tutti gli eventi, e sono tantissimi, che noi a Torino promuoviamo. Quindi bisogna che qui ci sia una rivolta morale contro questi fenomeni, ma ci sia una rivolta morale contro questo silenzio della stampa e di chi deve operare per creare un'opinione pubblica, per informarla. Sì. Tu che fai il giornalista, dico, No, sicuramente. Io credo che sia giusto il principio del non demandare, cioè nel senso che ognuno di noi, a prescindere, debba cercare di fare qualche cosa. Quindi voi avete scelto di fare un'iniziativa di un certo tipo e vi siete mossi. Nel senso che se si demanda sempre a qualcun altro poi si corre il rischio di essere statici. Sul perché ci sia stato silenzio per la proiezione di oggi, le ragioni sono diverse e molteplici, a cominciare dal fatto che se si rientra nell'ambito della cultura non c'è più spazio quasi per la cultura sui giornali, quindi sono tantissimi gli eventi che purtroppo non sono coperti, quindi prevalentemente sono logiche talvolta interne al giornale che prescindono dall'importanza del tema. Purtroppo è come è strutturata l'informazione in Italia nella carta stampata, quindi esula dal tema in sé, prevalentemente come ragioni tecniche. Indubbiamente tutti noi possiamo avere più coraggio, i giornalisti, chi se ne occupa può avere più coraggio, questo senz'altro. Io credo che un lavoro come questo, penso che anche tu sarai d'accordo, è auspicabile che abbia un effetto prolungato, nel senso che anche tutti noi oggi che siamo qua presenti ci portiamo dentro non solo dei contenuti nuovi, ma la voglia magari di vederci, di guardarci intorno diversamente e forse agire in modo diverso. A te che effetto ti piacerebbe che producesse la visione di questo film? Che cosa ti motiva anche a continuare su questa linea di... Ma a me prevalentemente perché proprio mi piace fare questo prima di ogni cosa, come chiunque altro faccia un altro tipo di mestiere, a me proprio mi piace fare questo, quello che vedete. Ma è quello che mi auspico, visto che si parla di acqua e di un problema di salute pubblica, è che rendano tutte le analisi pubbliche. Quello. Se io vado in Danimarca, entro in un supermercato con il QR code, leggo che dentro quell'alimento c'è veleno, ma lo so prima, come quando compro le sigarette c'è scritto che ho il cancro se fumo. Siamo arrivati, come dice anche un po' medicina democratica, che se anche c'è un po' di cancerogeno fa niente, passa che se va bene. Tanto se poi ho il linfoma e cammino 5 anni come un cadavere perché mi danno la medicina, per me non è vita. Poi non so che cosa ne pensate voi, ma se io devo camminare e fare il cadavere perché mi danno la medicina, perché io le ho viste anche in famiglia di persone con un linfoma, che non è vivere. Quello, se dicono che la scienza è arrivata al punto che curano pochi ancora tumori realmente, se vogliamo essere sinceri. Poi non so se abbiamo qui un medico, Claudio, se vuoi dire anche qualcosa tu, anche voi dal Veneto. C'era Walter e anche... Rispettiamo l'ordine. Un secondo, perché c'è la signora che già prima aveva alzato la mano. Carmina Conte, che è ufficio stampa di Medicina Democratica. Benvenuta Carmina, buonasera. Devo parlare? C'era qualcuno che doveva parlare prima di me? Vengo lì? Vieni, prego. Scusate. Benvenuta. Buonasera a tutti, anzi a tutte e a tutti. Medicina Democratica, che stasera rappresento, ha sostenuto e sostiene questo progetto. Intanto Massimiliano, visto che l'ho visto oggi, ti faccio davvero i miei personali complimenti, perché hai fatto un botto pazzesco, e lo dico da giornalista che lavora qua da un bel po' di tempo. Hai aperto un altro fronte,
un altro fronte sconosciuto, perché manco io, che pure mi sono occupata a mia volta di inquinamento, di tragedie, di danni all'ambiente e alla salute delle persone, facendo a mia volta delle inchieste come quelle sulla grande fabbrica del centro Sardegna, la chimica e fibre del Tirso, che sta mietendo morti adesso, a distanza di 20 anni dalla chiusura definitiva. Muoiono adesso gli ex lavoratori per mesoteliomi, per carcinomi polmonari, per carcinomi della vescica e di tutto quello che vi pare, provocati dall'amianto che non c'era, perché lo Stato e chi doveva tutelare la salute dei lavoratori, nella fattispecie l'INAIL, nel 2003 disse che l'amianto ad Ottana non c'era, e invece c'era, e la gente muore oggi perché, scusate questa breve digressione, ma qui c'è Gigi Garau che ne sa qualcosa al di là delle differenze politiche, delle diatribe. Abbiamo fatto battaglie insieme per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori colpiti dall'amianto che non c'era. Si muore di amianto a 30-40 anni di distanza dall'inizio dell'assorbimento di quelle maledette fibre. Chiudo la parentesi. Hai aperto un altro fronte, perché io non ne sapevo nulla dei danni del fluoro e dei danni provocati dalla fluorsid o dalla fluorside, se lo leggiamo all'inglese, nella salute delle persone. Quello che hai raccontato attraverso le testimonianze dell'ex minatore, mi sono occupata di miniere, mi sono occupata anche delle miniere di carbone, quelle che in Sardegna uccidevano meno di quelle del Belgio, ma anche quello è un altro fronte. Sono sconvolta da quello che ho visto, che ho sentito, sconvolta perché ancora una volta il tragico ricatto che è stato fatto sulla pelle della Sardegna, delle donne sarde e degli uomini sardi, perché a Porto Torres c'è un aumento vertiginoso delle patologie cancerogene nelle donne che non hanno lavorato nelle fabbriche ma hanno assorbito i veleni attraverso l'aria, la terra, l'acqua e quant'altro. Hai aperto un altro fronte, perché per la prima volta ho sentito dire che si muore anche di fluoro, di fluorite o di quello che è, che muoiono le bestie e che non sappiamo fino a che punto che danni ci sono. Ecco, questo documentario apre una ferita ennesima in questa Sardegna, perché dovrebbe scaturire forte la richiesta di indagine. Cavolo, l'ARPAS che non ti risponde a 10 richieste, 10 volte, ma è una cosa allucinante, è una cosa intollerabile. L'ARPAS che dovrebbe controllare la salute dell'ambiente che poi ci dà gli alimenti. Io parlo di cittadina, parlo da cittadina acquisita in questa Sardegna che mi ha accolto un sacco di tempo fa. Sono più sarda che laziale perché da lì vengo. Hai aperto un altro fronte. Io ringrazio il sindaco per aver creato ancora una volta un evento come questo. Presumo che il sindaco abbia mandato i comunicati stampa, non lo vedo adesso perché sono mezzo cieca, abbia mandato i comunicati stampa alla stampa, che probabilmente avrebbe dovuto mettere qualche comunicato o farlo sapere. Luca è uno straordinario giornalista che si occupa e scrive delle cose straordinarie, ma non è lui che decide quello che viene pubblicato sull'Unione Sarda, sbaglio? No? Ecco, appunto, non sei tu che decidi. E quante volte gli ho chiesto da addetta stampa: Luca, che fai? Dice: vedo un po' se mi danno l'ok oppure no. Quindi funziona così. Chi decide sono i capi redattore, ma molte volte non sono neanche quelli, sono direttamente l'editore che gli dice: questa notizia non deve andare. Ora, la potenza di questo documentario, che mette insieme con un filo rosso tremendo la vicenda della fluorsid, con un aggancio alla vicenda dei morti all'uranio impoverito, povero Valery Melis. 20 anni fa mi sono occupata anche di quello, e ricordiamoci di questi ragazzi, perché non è solo lui che è morto per effetto
dei materiali bellici che hanno adoperato. Io mi ricordo un sindaco di Villa Puzzu che chiese tempo fa giustizia per il suo paese perché morivano. Mariella, dove sei? Non ti vedo. Perché morivano ammazzi le sue genti, aveva chiesto perché sta morendo tutta sta gente in quel di Villa Puzzo, zona a sud di Perdas de Fogo, e in quella zona là, perché? Lo hanno fatto fuori il sindaco, perché poi cioè lo hanno fatto tacere e non lo hanno rieletto, se ben mi ricordo. Allora, un nuovo fronte. Io mi auguro che questo documentario, che qui in Sardegna vede la luce e viene visto per la prima volta da un sacco di gente, e qui ho ritrovato anche amiche e amici insospettabili, non immaginavo che avessero interesse a venire qua, che se ne parli e venga visto, perché le comunità debbono essere informate e deve aprirsi un fronte di inchiesta. Porca miseria, non è possibile che da quelle falde là, cavolo, si tiri fuori l'acqua per farci la birra icnusa, che piace pure a me. Io non è che bevo birra, preferisco il vino, non dovrei, perché insomma a questa età poi il vino non è che fa tanto bene, mezzo bicchiere, però poi si finisce col berne qualcuno in più. Scusate se ironizzo, ma allora non è possibile che si copra tutto perché dobbiamo salvare l'immagine della Sardegna, la birra icnusa nel mondo, pluripremiata. Mi si fa il cuore grosso, ma questi sono disgraziati che vanno ad usare un'acqua appestata per fare un prodotto come questo. Non è pensabile. Io mi auguro che ci sia comunque la stampa coraggiosa, perché qui c'è Pablo Sole, che dove sei, che non ti vedo, ma ci siamo visti prima. C'è anche il Fatto Quotidiano. C'è anche il Fatto Ci Quotidiano. sono tutti e due. Ci sono tutti e due. Sono quelli che hanno scritto. Ecco, lo so, ho visto anche il bel pezzo del Fatto Quotidiano, però Pablo è uscito, se non mi ricordo male, per primo, e Medicina Democratica nazionalmente ha commentato con molto apprezzamento l'articolo di Pablo e poi quello del Fatto. Allora, ci saranno altri giornalisti che prima o poi faranno, in un modo o nell'altro scriveranno, ma soprattutto dobbiamo arrivare alle amministrazioni locali, alle istituzioni locali, quelle che debbono curare la salute delle proprie cittadinanze. Cara sindaca, intanto non ci conosciamo, mi è dispiaciuto quando lei si è dimessa, perché le donne sono purtroppo ancora una minoranza fra le sindache e sono ancora una minoranza, ma le donne quando ci si mettono ce la fanno. Beh, i sindaci e le sindache hanno comunque la possibilità di chiedere indagini, di aprire un tavolo di confronto con le istituzioni massime, che sono quelle della regione. In ogni caso debbono chiedere, penso che possano farlo, chiedere delle indagini. Per quanto mi riguarda, per quello che è il mio ruolo con Medicina Democratica è già promuove questa iniziativa, così come promuove a livello nazionale un'infinità di inchieste, è impegnata in una serie di processi, per esempio proprio per quanto riguarda le morti da amianto, ma non solo, i processi per quanto riguarda la PFAS in tante aree d'Italia, da nord a sud, ma in Sardegna, e io qui ho finito perché sennò mi cacciate, perché dobbiamo andare tutti a dormire, in Sardegna grazie a te è stato aperto un altro fronte, ma dobbiamo proseguire. Ma grazie. Questo dipende da tutto. Grazie Carmen per il bellissimo intervento. Grazie. Brava. C'era un signore che voleva parlare da tempo. Buonasera. Io sono Andrea Spracciari, sono del Fatto Quotidiano e siamo stati chiamati in causa questa sera. Faccio i complimenti naturalmente a Messvigliano e a Pablo Sole per aver scritto il pezzo per primo e noi lo abbiamo riscritto. È un pezzo che noi abbiamo, come giornale abbiamo fatto 3 uscite, la prima sull'icnusa che ha fatto molto parlare perché dava il titolo, ma abbiamo fatto anche 2 uscite successive che secondo me
rientravano più nella logica dell'ottimo lavoro che abbiamo visto questa sera, ovvero il fatto che in Sardegna non ci siano i controlli, cioè un sistema strutturato che parte dalla regione, passa per l'ARPAS e arriva alle più alte cariche della regione Sardegna, che permette che si possano verificare fenomeni come quelli di Florsid, ma non solo. In una delle nostre inchieste abbiamo intervistato una delle persone che ha fatto quell'indagine di Florsid, e questo investigatore diceva che mentre loro erano nei capannoni di Florsid, nel capannone di fianco arrivavano tir, centinaia di tir ogni giorno, e scaricavano fanghi rossi provenienti da Portovesme, mentre gli investigatori erano a meno di 100 metri da quel capannone. E questo investigatore ci ha raccontato che tutti sanno esattamente cosa succede lì, ma nessuno parla. Una cosa che forse vale la pena ricordare è che quell'indagine di Florsid nasce perché una veterinaria precaria parla con una giornalista e dice: ho trovato una pecora morta di fluorosi, scusate. La giornalista lo scrive e in quel momento la procura inizia a indagare. Nei 2 anni di indagini della procura si scopre che sono oltre 2000 le pecore morte per fluorosi, scusate, un'altra volta, ma nessun veterinario dell'istituto zooprofilattico aveva mai scritto come causa di morte di quelle pecore la fluorosi, e quindi non erano mai partite le indagini. Il che vuol dire che tu hai un sistema di controlli che non controlla. Nelle carte dell'inchiesta, che Massimiliano, che le ha lette, può confermare, il GIP a un certo punto si incazza, scusatemi il francesismo, e dice: ma è incredibile che abbiamo la più grande fabbrica di acido fluoridico al mondo e voi non avete mai strutturato un sistema di controllo sul fluoro. Cioè cercate le polveri sottili, ma non cercate il fluoro, le quantità di fluoro presenti su questo territorio. E quando ARPAS dice che ci sono la quantità di polveri sottili in quella zona è 100.000 volte superiore alla media nazionale, ARPAS dice è il vento che porta le polveri del Sahara. È scritto negli atti. E nessuno si pone il problema del fatto che ci siano delle polveri sottili 100.000 volte superiori ai limiti e che qualcuno ti dica, pagato per fare i controlli, che è la polvere del Sahara. Va bene a tutti. Allora il problema, forse, al di là di Florsid, è una struttura produttiva che vede la Sardegna come una terra dove puoi fare qualunque cosa. Perché quando noi abbiamo scritto che la Sardegna è la vera terra dei fuochi, perché nel resto d'Italia, quando parli di terra dei fuochi, tutti pensano alla Campania, ma la Campania numericamente ha una superficie inquinata che è 1/3 di quello della Sardegna, ed è un sistema produttivo che continua e perpetua questo sfruttamento e distruzione di un suolo che invece dovrebbe essere tutelato e dovrebbe essere la prima fonte di reddito. Non me lo deve dire un milanese in trasferta in Sardegna, ma finché ci saranno persone, amministratori pubblici che si accontentano di sentire che le polveri del Sahara portano a valori strani delle centraline di controllo, non cambierà mai niente. Quindi siete voi sardi, cazzo, che dovete cambiare e decidere
che la vostra terra non deve essere più sfruttata in questo modo. Grazie per l'intervento. Buonasera. Faccio il pastore, sono di Poliatino. Fino a ragazzino sono stato a contatto con questa realtà, col Tirso inquinato, dove le nostre mucche non bevevano, e mio padre, che era sofferente per una ischemia, venne e vide quell'acqua e lo stampa ai test. Si spaventò. Poi non voglio andare oltre con l'omertà, con le connivenze, con le porcherie. Voglio solo dire 2 versetti in sardo che ho pensato molti anni fa. Per quanto riguarda anche la morta coscienza che abbiamo noi sardi. Devias essere sardigna invidiava su ento, su mare, su sole vitiano. Esa terra si essera trivagliata con cappias de menta de mano, ma omines a disiso mezzano, omines tra parentesi. Da cada lua ogni sorta di veleno tigherent impestata, gai breminde su scunettos anzenoso e hanno il bombas in miseria con velenoso. Annos de politica iscavata sa dignidade vostra insospessuta, dai logos stranzos, apertura e frutta, frisca oggi di un botto scoffettata, latte, laore, pezza e cantubada e con anneoso cancru sa gente malamutta, ma de tanto ormale la conoscenza su veo esa viaga esa morta coscienza. Complimenti a Massimiliano che ha collaborato. C'era qualcun altro? Ecco qua. Ha alzato la mano qua. Volevo ringraziare Massimiliano Mazzotta per questa denuncia. La locandina del film recita le terribili conseguenze dell'inquinamento causato dai derivati del fluoro. Il problema è che noi in Sardegna queste conseguenze non le conosciamo. E questo è il fatto che mi sta facendo riflettere oggi per merito appunto del lavoro di Massimiliano. L'inquinamento dell'area di Macchiareddu, l'inquinamento che è stato rilevato tra le greggi e che spesso poi sono proprio i veterinari a lanciare l'allarme, no? Perché poi è un allarme che non si può contenere. Altrettanto non si conosce sull'uomo in Sardegna, in quell'area, nella zona di Assegni, di Capoterra, di Uta, di Cagliari. Noi non sappiamo, e questo è il fatto, quali sono gli effetti dell'inquinamento dei derivati dal fluoro sull'uomo. Non sappiamo se esistono casi di tumore, casi di malformazioni, casi di ritardi sulla crescita, eccetera, in quell'area, causati, perché poi la fluoride non c'è da ieri, no? La fluoride probabilmente inquina le falde acquifere da 20 anni, da prima. Certo, ma dico sparo per dire che magari negli ultimi tempi la produzione è pure aumentata. Il rapporto, la comparazione illuminante che tu fai col Veneto, con l'area di Lunigo, invece ci fa vedere quali sono quegli effetti, ci fa vedere un movimento di popolazione straordinario e questo mi ha colpito ancora di più, vedere quella manifestazione del 2017 con 10.000 persone, vedere quei volantini, vedere quella campagna di comunicazione straordinaria fatta da volontari, mi ha colpito ancora di più il rapporto con il silenzio totale che stiamo vivendo noi qua in Sardegna. Responsabilità gerarchiche che vanno dalla regione agli enti deputati al controllo, ai comuni,
E come ha detto giustamente il sindaco di Villanova Forru, a ogni singolo cittadino, che dovrebbe avere il coraggio naturalmente di difendersi. Quindi ringrazio doppiamente Massimiliano di questo lavoro, perché, come è stato detto prima, Carmina Conte ha aperto un nuovo, come dire, un nuovo fronte, ma questa preoccupazione, la preoccupazione che nasce dall'esigenza di comprendere e di capire, deve essere monitorata costantemente da tutti, a partire, dal mio punto di vista, ovviamente dall'autorità politica. Cioè dovremmo andare domani a bussare, a chiedere, ma insomma, ci spiegate se ci sono degli effetti, se questi effetti ci sono, e se non ce lo sapete spiegare, dovete fare le analisi, è la prima cosa che si fa, ovviamente. Il lavoro che hai fatto oggi, che hai proiettato oggi, spero che circoli tantissimo in Sardegna, spero che siano tanti i sindaci che lo ospitino nelle piazze, me lo auguro, come ha fatto oggi molto sapientemente Maurizio Onnis. Grazie. Grazie. C'era Marzia, poi vieni pure Marzia. Intanto grazie, mi hai fatto commuovere nonostante sia ormai 8 anni in prima linea con il movimento No FAS, della lotta ai FAS, quindi 8 anni della mia vita, della nostra vita. Allora io la cosa che mi sconcerta, però alla quale non voglio arrendermi, è proprio il silenzio, che il Covid ha fatto tanto, ma il silenzio proprio si incancrenisce ancora peggio. Il silenzio c'è in Sardegna e c'è in Veneto, per cui grazie che hai portato ancora alla luce ancora di più quello che si sta vivendo in Veneto. Come si fa a rompere il silenzio? Allora, in una società come la nostra, secondo me, carta canta è quella che rompe il silenzio, cioè le analisi del sangue, ok? Allora, se vi è già una sensibilità in persone che hanno l'animo ambientalista, le cose che non vanno le scopri, come è successo a me, a Claudio, già da 8 anni le scopri e inizi a lottare affinché vengano a galla. Se invece magari sei un po' meno sensibile, perché è la società che ci porta a essere un po' meno sensibili, lo scopri con le analisi del sangue, quello che è successo alle mamme No FAS. E cosa vuol dire? Come si fa ad avere il coraggio per rilasciare delle interviste? Come si fa? Anch'io sono mamma, ma quando tu scopri che allattando tuo figlio, che è il gesto più bello che una madre può fare, hai avvelenato tuo figlio con il tuo latte, quando scopri che la maggior parte dei FAS glieli hai anche trasmessi con il parto, con l'allattamento, come fai a tacere? Non si può tacere. E quando andando avanti scopri che mamme come me che abitano al di fuori della zona contaminata dall'acquedotto, io abito nella zona sempre sopra la falda, che è una falda grande come il lago di Garda, che è stata totalmente compromessa, ho la fortuna di avere il rubinetto collegato dagli anni 70 ad un'altra falda, però io non posso farmi l'orto. Allora come ti senti quando non puoi crescere i tuoi figli con i prodotti del tuo orto, noi che siamo una popolazione a vocazione anche agricola? Cioè come ti senti e non poter sapere quanti FAS hanno i tuoi figli nel sangue? Non ti fermi, non puoi fermarti davanti a questo diritto negato. In Veneto è venuto anche il commissario dell'ONU a dicembre, è rimasto scioccato, è venuto in Veneto, è andato nella terra dei fuochi ed è andato all'Ilva di Taranto. La mamma, una delle ultime mamme che ha parlato, quella bella ragazza bionda, che diceva appunto che esprimeva il disagio di non sapere quanti FAS avevano i suoi figli nel sangue perché sta nella zona arancio, quindi acqua dell'acquedotto buona ma acqua dei pozzi altamente contaminata. Cos'è successo? Non si è fermata perché grazie a persone come Massimiliano, in questo caso dei registi da Berlino, sono scesi, hanno fatto delle interviste a noi attivisti e hanno prelevato il sangue ai suoi figli, ai suoi 2 bambini di 9 e 6 anni e altri 5 bambini della zona arancio. Li abbiamo mandati a Berlino e da 15 giorni ci siamo fatti un pianto, perché naturalmente quando dopo 8 anni continui a predicare che abbiamo il diritto di sapere quanti FAS abbiamo nel sangue, e ve lo spiegherà dopo il dottor Lupo che è medico, quali sono le conseguenze di avere dei FAS nel sangue, delle sostanze chimiche e non poter fare una prevenzione,
Abbiamo pianto assieme perché abbiamo detto, è brutto dire, lo sapevamo, che anche i nostri figli, perché? Perché siamo persone che ci siamo alimentate per 50 anni con i prodotti dell'orto e quindi ci siamo contaminate e i nostri figli sono nati con il sangue contaminato. Ecco. Allora mi fa sorridere quando ci invitano adesso alle conferenze, no? Sulla crisi climatica che è sulla bocca di tutti e quali possono essere le cause le conosciamo e come comportarci. E io dico, ma come volete che ci comportiamo? Cioè, da noi in Veneto la catastrofe è già arrivata, perché se noi siamo una popolazione che è sita sopra una falda grande come il lago di Garda e questa falda non si può utilizzare perché è contaminata, se noi fossimo un'isola come faremmo a sopravvivere? Cioè saremmo già spacciati, per cui per noi in Veneto la catastrofe è già arrivata. L'unica fortuna è che la natura provvede ed è una falda di ricarica, quindi l'acqua continua a scendere da quella catena di montagne, no? Scende. Serve una bonifica perché il nostro presidente ha in mente di fare la pista da bob per le Olimpiadi del 2026 a Cortina, ma non ha in mente di fare una bonifica e tirare via l'inquinante da sotto la fabbrica, che ogni volta che la falda acquifera si alza viene attinto come una bustina di tè e il contaminante continua. Cioè la contaminazione della falda in Veneto è perpetua e questo le istituzioni lo sanno. Allora, quello che possiamo dire, quello che dà forza a noi è unirsi, sapere che sono lotte lunghe e piantarsi davanti alle istituzioni in modo civile per fare in modo che le cose cambino. Grazie. Claudio, se vuoi... grazie. Un attimo. Vieni pure qui, tanto facciamo vedere. Volevo solo dire per chi si meraviglia, no? Sembra oggi che davvero qualcuno si è meravigliato se l'ARPAS non funziona, oppure qualcuno si è meravigliato e ha detto che noi sardi dovremmo fare qualcosa. Io parlo a nome anche di alcuni miei amici con cui un paio d'anni fa abbiamo attraversato la Sardegna facendo la marcia sulla terra, denunciando inquinamento. Ricordo Migaleddu che ci ha parlato della modifica del DNA dei bambini di San Rocco, quindi non è assolutamente vero che noi sardi stiamo zitti, anzi ci siamo veramente battuti, abbiamo girato la Sardegna e molti che qui hanno detto appunto che stiamo zitti forse non si sono accorti di questo, ecco, quindi volevo sottolineare che non è vero che dormiamo e basta, ma molto spesso facciamo anche delle proteste, sì, è così, e quindi questo volevo sottolineare. Ci sono stati una serie di comitati in Sardegna, sono nati e hanno girato veramente la Sardegna, siamo stati a Porto Scuso, siamo stati a Porto Torres, siamo stati a Sassari a farci sentire, siamo stati a Ottana, abbiamo fatto marce. Come non facciamo niente? Scusate. Grazie Elisabetta, grazie. Beh, intanto devo anch'io ringraziarti per questo bellissimo lavoro che hai fatto, sarà utilissimo anche a noi, sarà utilissimo a tutti. Sarebbero talmente tante le cose che mi sono venute in mente guardando il tuo lavoro e ascoltando alcuni interventi che potremmo fare l'alba. Fra l'altro si sta benissimo, si sta freschi adesso, quindi ho lasciato un nord infuocato e questa sera sto bene. Però c'è, a mio avviso, almeno 2 o 3 cosette le vorrei dire perché sono quelle che mi hanno attirato e non voglio ridire delle cose che sono già state dette in precedenza. C'è un filo conduttore, a mio avviso, in tutto il documentario, che è la violenza. C'è una violenza che serpeggia, che è contro l'essere umano, perché si ammala. C'è una violenza nei confronti di altri esseri viventi, perché vediamo in questo documentario, ma anche in altri documentari che girano, per esempio sui PFAS, il più datato è The Devil We Know,
è uscito, che è però un docufilm che noi abbiamo il movimento attraverso degli studenti di una scuola di Vicenza sottotitolato, e parla delle stesse cose che si vedono nel documentario di Massimiliano, nell'Ohio. È uscito poi anche un film che invece gira per le sale cinematografiche, che è Cattive Acque, solo che nel primo che ho citato è proprio sono le persone che in diretta hanno vissuto quell'esperienza, quindi l'avvocato Robert Billow, che noi abbiamo fatto venire in Italia proprio perché hanno avuto prima di noi la stessa identica situazione e esperienza da inquinamento di PFAS. E apro una parentesi: quando è venuto qui e ha visto la situazione nostra, ha detto: quale noi in Ohio, voi siete messi peggio nel Veneto. E il filo conduttore quindi è questo: è la violenza nei confronti dell'essere umano, ma di tutti gli esseri viventi, compreso l'ambiente. Il filo conduttore è la genetica, sì, perché dovrei farvi l'elenco degli effetti di queste sostanze sul corpo umano. Alcuni sono stati citati, sono i più frequenti, e accomunano le patologie legate dai PFAS piuttosto che quelle legate all'acido perfluoridrico, perché comunque la molecola che c'è dentro è il fluoro. E quindi, al di là delle patologie che possiamo elencare, se qualcuno ha voglia di approfondire questo argomento, sono qua, lo possiamo fare. Però mi va di sottolineare una cosa: il fallimento della medicina, perché per me come medico la vera vittoria della medicina avverrà solo quando la medicina farà prevenzione. È una parola bellissima, usata da tutti, dal mondo politico in maniera incredibile, ma non la si fa. Addirittura gli enti, abbiamo sentito, preposti al controllo, le varie ARPA, perché esiste ARPAS qua in Sardegna, ma esiste ARPA in Veneto, e vi assicuro che non è tanto diverso quello che è avvenuto. E questo è il fallimento. Dov'è il mondo dei veterinari? Qualcosa abbiamo sentito, no? Ogni tanto qualcuno salta fuori, ma da noi c'è il silenzio in questo senso qua. Lì si fa la prevenzione. Altrimenti, ovviamente, la medicina può curare, e sempre di più, forse rendendo l'essere umano completamente diverso, sostituendo ormai praticamente tutto, se vogliamo, pur di continuare a vivere, no? Magari come simulatori di esseri umani attraverso la sostituzione di pezzi. Ma non è quello lo scopo della medicina. Lo scopo della medicina è mantenere, per quanto mi riguarda, in salute il proprio corpo. E quindi lo scopo del medico è aiutare a far capire a chi non fa questo lavoro come mantenersi in salute, che vuol dire una serie di altre cose che non si fa, per cui si preferisce vivere in un certo modo, si preferisce ignorare che siamo tutti responsabili della salute. È vero che i sindaci sono i primi responsabili perché sono eletti e hanno l'obbligo di tutelare la salute, i primi responsabili della salute, ma i primissimi responsabili della salute siamo noi. Della mia salute sono responsabile io, della salute dei miei figli sono responsabile io. E allora non è questione di coraggio quando si risponde alle interviste. Che coraggio si ha a rispondere alle interviste? Io credo che ci vuole coraggio ad andare a letto senza dirle queste cose. Quello è quel coraggio. Cioè, che coraggio hai ad andare a letto senza aver provato a dare delle risposte a questo? Il coraggio è proprio la capacità di uscire da quel guscio che ci siamo creati noi e capire che siamo tutti insieme. Io vi vedo in questo momento come gocce d'acqua. Io sono una goccia d'acqua, lo siete anche voi. Noi siamo fatti di acqua, il corpo umano è fatto di acqua. Alla mia età, per il 70%,
un neonato per circa il 90%. Mettiamoci assieme, facciamolo tutti noi gocce d'acqua, quel fiume che deve travolgere questo sistema e che deve finire e cambiare, perché non è possibile vivere così nel Veneto piuttosto che in Sardegna. Che altri segnali dobbiamo avere dalla natura e i cambiamenti climatici e la siccità e le risposte che riusciamo a dare a questi grandi problemi sono la violenza, sono le guerre per andare a riconquistare ulteriori territori, per andare a rifare gli stessi errori che abbiamo fatto in passato, distruggendo ulteriori territori, perché dove ci sono guerre c'è uranio impoverito e c'è un sacco di altri inquinanti. Allora la responsabilità nostra è di dire non eleggiamo qualcuno, ma partecipiamo. Quello che io ricordo anche dell'altro uno dei primi tuoi lavori, se non il primo, Manfredonia, è proprio questo spirito nuovo di giustizia partecipata, cioè siamo noi cittadini che possiamo fare la grande differenza, perché ormai tutti parlano di green, di verde, di sostenibilità, di cambiamento di stili di vita, ma dobbiamo eseguire gli stili di vita che ci verranno dettati da qua in avanti? Ma no, cambiamo e abbiamo questa possibilità, mettiamoci insieme. Io vengo dal nord, anche se sono anch'io originario del sud, della Puglia, però vengo dal nord, voi siete qua nel sud. Anche il movimento No Fas ha instaurato in questi anni tantissime relazioni da nord a sud con tantissimi altri movimenti, altre persone che si sono cittadini attivi. Questo dobbiamo sentirci, persone che si sentono coinvolte, che non accettano più i consigli di nessuno, ma che eventualmente dei consigli siamo in grado di dare, anche sulla salute. Grazie, siete splendidi, speriamo di rivederci presto. Grazie Massimiliano. Allora, io vorrei porre l'accento su una cosa che penso che stia passando un po' sottovalutato come problema, perché penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che la salute viene prima di tutto, però adesso non mi ricordo il nome dell'ex minatore che ha parlato prima, che mi ha detto certo che dobbiamo parlare tutti, ci sentiamo chiamati in causa, però il signore lavorava da 20 anni, penso, per portare avanti la famiglia, che è il problema di base che secondo me un po' si sottovaluta quando ci si trova davanti a qualcuno che non vuole parlare. Adesso il coraggio dei pastori allevatori che hanno parlato in questo film mi sembra che dai presenti sia dato un po' per scontato, come anche della sindaca, perché la sindaca ha fatto una mossa di coraggio non indifferente, pensando anche a tutti gli altri sindaci che poi si sono ritirati, sono stati messi da parte, eccetera, eccetera. Un pastore non può, come può fare un medico, prendere e spostarsi, dire ah, sono sardo, da domani mi compro un terreno in Veneto, vivo in Veneto, mi faccio una vita lì, o in Lombardia, in Emilia. Io sono allevatrice e vedo il mondo dell'agricoltura e dell'allevamento molto da vicino. Mi sembra che la sindaca nel documentario ha detto i pastori non possono fare tanto al riguardo, perché un pastore non può spostarsi. Un pastore ha una determinata terra in un determinato punto e deve tirare fuori un coraggio non indifferente per dire queste sono le mie pecore, queste sono le mie serre, quella è la Flurseed, questi sono i miei problemi. E non è poco quello che hanno messo sul piatto ed è tanto quello che rischiano, e chi la vive di persona, questa paura che c'è dietro eventuali intimidazioni, eventuali problemi che ci possono essere per un lavoro, lo capisce meglio secondo me, perché anche i pastori pensano alla salute della propria famiglia, gli allevatori e tutte le persone che hanno parlato nel vostro documentario, quindi so che voi sicuramente avete capito la gravità della situazione e il loro coraggio, però non vorrei che passasse sottovalutato da tutte le persone qui presenti, perché mi sembra che si sia parlato molto del silenzio, l'attivismo è importante, però questi sono piccoli gesti che secondo me dietro hanno un coraggio enorme, perché si vede che non sono benestanti tutti quelli che si sono esposti, e sono persone che non hanno la possibilità di dire vabbè mi sposto da qua, domani compro un ettaro a Tempio, non è semplice. Grazie. Grazie.
a quest'ultimo discorso, adesso è acceso, riallacciandomi a quest'ultimo discorso, il problema del chi non parla è abbastanza complesso, cioè sia la questione del lavoro, sia il fatto di sapere che va incontro, come le possiamo chiamare, le vendette trasversali, è quello che si è verificato a Quirra, è quello che continua a verificarsi in quella zona. E tu non puoi dire il mandante è quello, ci sono tutta una serie di casi stranissimi che io catalogo come le vendette trasversali. Si è fatto un forte richiamo ai controlli, alle indagini scientifiche istituzionali. In quel di Quirra questo si è raggiunto, c'è stato un processo, via sta lui, Duraramo. Allora, sono emerse alcune verità. I nostri grandi accademici dell'Università di Cagliari hanno trovato una delle spiegazioni della sindrome Golfo Balcani Quirra. Hanno scoperto che il poligono è meno inquinato di una scuola, dico testuale. Dopo le loro indagini, scienziati, docenti universitari di Cagliari scoprono che il poligono è meno inquinato di una scuola. E allora da dove vengono le particelle? In 2 udienze al Tribunale di Lanusei, anzi 3, ci hanno spiegato per filo e per segno che è colpa mia, colpa tua, colpa sua, perché di tanto in tanto facciamo le patatine fritte. E le patatine fritte sono ancora più inquinanti. Testuale. L'eccesso di melanomi, per esempio quel della Maddalena, più 300% rispetto alla media. Quelli erano gli epidemiologi scelti dall'allora governatore Soro, c'era la Dirindina. Hanno stesso problema in quel di Teulada, hanno trovato la spiegazione. Allora, esposizione alla luce solare per me è uguale, regime dietetico uguale. Dimenticavo di dire, questa percentuale era tra gli uomini. E poi trovano contraccettivi. Io ho chiesto alla Dirindina, fate un'indagine supplementare, almeno dateci la marca del preservativo. Quindi sempre colpa nostra. Per cui io ho seguito delle indagini sedicenti scientifiche portate avanti dalle nostre istituzioni che sono ai limiti del delirio. A Quirra 168 persone, che poi è la zona più spopolata della Sardegna, 168 persone colpite dalla sindrome Golfo Balcani. Il 168 è l'indagine fatta dalla polizia. Non è successo niente. In una bellissima intervista alla funzionaria regionale, questa ha chiarito che c'era un equivoco, perché non si ammalavano solo i pastori. Ai pastori la cifra dell'ASL è dei veterinari, è il 65% dei pastori colpiti che abitano lato mare, colpiti da tumori, leucemia, linfomi, e le loro greggi che a ondate ricorrenti ci sono state le annate
degli agnelli che nascevano, come si dice, diciamo, sagonca. Colpite le greggi e colpiti i pastori. E la funzionaria tranquilla dice: ma non sono morti tutti, e neanche ad Hiroshima sono morti tutti, ci sono sopravvissuti anche ad Hiroshima. Detto dalla nostra funzionaria, anche qui ci sono interessi. Se vuoi fare carriera politica hai le gambe spezzate, se tocchi determinati interessi devi far finta di non sapere. Se sei un comune cittadino rischi qualche incidente strano, per cui è un sistema che si morde la coda. Io sono molto fiera di essere sarda, perché la Golfo Balcani è saltata fuori ed è grazie alla Sardegna. Poi sempre la Sardegna ha cercato di affossare tutto, mobilitando le sue energie intellettuali per darci le spiegazioni più convincenti. La colpa è delle patatine fritte, e poi in periodo di carnevale facciamo anche le frittelle. Grazie signora. Ecco, io adesso ridarei la parola al sindaco per trarre un po' magari le somme su questo dibattito questa sera. Mi danno un lungo elenco di ringraziamenti, queste sarebbero le somme. Allora, anche se la platea è dimagrita, a tirare le somme. Intanto, ripeto quello che ho detto all'inizio, è bello vedere una piazza piena, perché significa che l'interesse per l'argomento è notevole. Attorno a questo documentario si è creata una certa attenzione, tutta focalizzata, grazie ai giornali, attorno alla faccenda della birra, mentre, come avete visto, alla birra nel documentario in realtà è dedicato pochissimo tempo, perché la questione ambientale è una questione molto vasta, che anche in un territorio come quello di Macchiareddu non può riguardare solo la falda e solo la birra, ma riguarda tutte le fabbriche che stanno lì, altri generi di speculazione come quella energetica, la vita animale, vegetale, eccetera, eccetera. Prima Elisabetta diceva, adesso è andata via, ci siamo salutati, che un paio d'anni fa, o qualche anno fa, abbiamo fatto diverse marce, è vero, c'ero anch'io, abbiamo fatto tante marce, abbiamo fatto tante proteste, ma devo dire che anch'io, guardando il documentario, e non solo attraverso il documentario, ho notato e so che in Veneto, per stare al caso, si è vista una capacità di mobilitazione popolare molto diversa da quella che abbiamo avuto qua e che abbiamo qua. Credo che qui ci sia un problema, forse non è neanche il caso di definirlo problema, comunque è una cosa che c'è un'indignazione momentanea che sfiamma spesso e molto in fretta e che non lascia terreno, in questo caso come in altri, a quello che invece deve essere, perché le cose funzionino, una capacità di mobilitazione tenace, che dura nel tempo, che non si arrende davanti alle sconfitte, che sa che è una lotta dura, lunga, che abbiamo davanti un blocco di potere ben identificato e che esiste, perché è inutile nasconderselo, gli amici, i gruppi editoriali, non i giornalisti uno per uno, ma i gruppi editoriali sono strettamente legati al potere economico e al potere politico, e lo sono, e che averla vinta su una cosa del genere è molto complicato, però se non si riesce appunto come tante gocce d'acqua a mettersi assieme e a durare nel tempo non si arriva da nessuna parte, ci si indigna per una settimana se va bene, poi si dimentica tutto e si perde di vista l'obiettivo. Ma è vero che questa è la nostra terra, adesso siamo di fronte alla speculazione energetica. Mercoledì, l'ho detto già prima e lo ridico, c'è questa benedetta assemblea sull'energia, in questo momento attendono autorizzazione in Sardegna 186 impianti, grandi impianti per l'eolico e il fotovoltaico, 186 grandi impianti che, se autorizzati tutti, produrrebbero 25.000 gigawattora di energia elettrica all'anno. 25.000 la Sardegna ne produce adesso da tutte le fonti, rinnovabile,
e combustibili fossili, 12.000, e il 40% le esportiamo. Se autorizzassero questi impianti avremmo qui una sovrapproduzione pazzesca di energia elettrica che naturalmente corre verso il continente. Per dare l'energia a chi? A voi veneti, cattivi energivori, perché voi avete le industrie. Sto scherzando naturalmente. Ma è una battaglia questa, e sarà la battaglia dei prossimi anni, e sarà dura e sarà lunga, ed è una battaglia da vincere, si può vincere solo mobilitandosi. Devo ringraziare tutti, a partire da Massimiliano naturalmente, che abbiamo qui dall'aprile dell'anno scorso, Luca Mirarchi per aver condotto per aver moderato questo incontro, e adesso spero di non dimenticare nessuno, i Barracelli naturalmente, che ci hanno dato una mano a tenere il servizio d'ordine, Suenau, il gruppo folk che ha dato da mangiare a molte persone stasera, e chiunque altro, e così li ricomprendo tutti, che hanno aiutato questa manifestazione. Grazie, buonanotte.